Ogni volta che faccio qualcosa o combino qualcosa, tutti mi dicono di piantarla. E continuamente mi dicono piantala, 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 così io l'ho piantata. Ma c'è cresciuta una pianta di marijuana e rimeda e poi che fa babà. Si dice che la mamma dei cretini è sempre incinta, ed è vero, ma anche quella dei preti, se no come si spiegano che tengono tanta fratelli e sorelle? Due amici, uno chiede all'altro: Ehi Pasqua, e tua moglie dov'è? Pasquale risponde: sta in due giardine. E l'altro amico: Ma non la vedo, arresta. e Pasquale risponde: no, gli ha scavato poco, sta sottoterra. Buonasera, favorisca i documenti, per favore. E Bicon, brigadier. Va bene, tutto a posto, tutto a posto. Ma io sento puzza di alcol. La verità, brigadier, ma ci fa rubare i biruzzelle. E perché guida in questo stato? Brigadier, scusate, ma io sono grado annunziata, non ho visto a guidare un marocco. Quando incontri l'amore, la prima cosa che ti succede, te ne accorgi subito. Perché? Lo sai perché? Perché ti ha cominciato a trattenere un sacco di pirata, si la vogliono dice ma là per un parataiolo. Milano, giornata di pioggia. Piove. Un napoletano sulla sua Fiat 127 con lo stereo a palla si ferma al semaforo. Gli si affianca un milanese in Ferrari, abbassa il finestrino e gli dice: Uè, Terun, scende la pioggia, eh? il napoletano abbassa il finestrino, gli sputa in un occhio e gli dice: Uè, capi cazzo, una lacrima sul viso. Ciao tesoro, lo sai, questa sera sono solo a casa. Sono sola. Uè, oramai, è chiude buona la porta, mi raccomando. Buongiorno, scusate, ma ratano bello chili pane. Un chilo? Va bene, però mi raccomando, non ne pigliate assai, perché così no si fa toast. Oh, vai! E allora sai che volete fare? Rata a me non riesce a chilo. Un uomo va al comune per rinnovare la carta d'identità. Buongiorno, devo rinnovare la tessera d'identità. E l'impiegata risponde: va bene signore, ha portato la vecchia? No, a nonna sta a casa. Ma scusate signorì, e che ci azzecca a nonna? Voi la tessera la da rinnovo a me. Un bambino si guarda il pistolino e indicandolo dice alla sua amichetta: tu non ce l'hai questo? L'amichetta, guardando e indicando la sua farfallina, risponde: e che me ne frega, tanto la mamma ha detto che con questa posso avere tutti i pistolini che voglio. Si dice che quando una fontana gocciola piange, così un uomo vede la sua fontana in cucina che gocciola e gli chiede: cara fontana, ma cosa è successo? Perché piangi? E la fontana risponde: lascia stare, non capiresti, lasciami perdere. Un uomo viene fermato dalla polizia a un posto di blocco dopo un inseguimento, ma risulta senza precedenti e assolutamente innocente da tutto. A questo punto il poliziotto gli chiede: scusi, ma lei ha i documenti a posto, non ha precedenti, non ha infranto nessuna regola, ma perché appena visto la polizia è scappato? E l'uomo risponde: veda caro agente, siccome mia moglie è scappata di casa con un poliziotto, pensavo che mi voleva portare da rete.
Una vecchietta bruttissima e senza un dente entra in una macelleria e il macellaio gli chiede: «Cosa desidera, signora?» E la vecchia: «Macellaio, ha fegato?» «Certo, signora», risponde il macellaio. E la vecchia: «E allora, visto che avete fegato, ratamano un bello vaso in bocca». Un uomo ricco incontra una signora tutta vestita di rosso e le dice: «Signora, lei non lo sa, ma io, quando vedo il rosso, divento un toro». E la donna risponde: «E lei non lo sa che io, quando vedo i soldi, divento una vacca». Una ragazza incontra un'altra ragazza e gli dice: «Sara, ma quanti cambiamenti! Prima avevi i capelli lunghi e adesso ce li hai corti. Prima non portavi gli occhiali e adesso li porti. Prima eri bruna e adesso sei bionda. Prima eri magra e adesso sei grassa. Prima eri alta e adesso sei bassa». E l'altra ragazza risponde: «Guardi, scusi, io non sono Sara». E l'altra ragazza: «Wow, ti hai cagnato pure un nome, e vai!» Questo video è una produzione di Napoli è sempre bella, pagina Facebook, canale YouTube. Il video non è scaricabile, non è pubblicabile.